Ma l'irito d'un momento qu'aggrapivo l'occhi in terra nta sto inferno sti 20 anni di tormento col cori sempre in guerra notti e giorno terra che non senti che non vuoi capire che non dici niente vedendo ni morire terra che non temi vuoi partire niente ci doni per farli tornare e chianci chiani no e chianci chiani no oh, oh, Si conta e si racconta, storie fatate, traditura, storie di femmine, storie di uomini infami. Si conta e si racconta, e che lo mondo è chino di parole, e la parola è l'arte delle maghe, della gente storta, e di chi non navi menti. A così uomini infami e diavoli stanno in semmola, e in chi non lo mondo di parole amare come paura e morte. Si conta e si racconta, e poi arrivano loro, gli uomini coraggiosi, gli uomini che hanno le idee, gli uomini che camminano, gli uomini che restano, e sono quelli che insegnano la parola cercatela nello letto nei dormiti, nello tavolone travagliati, nella cuccuzza di vostro figlio, nelle braccia dell'uomo camati, cercatela negli uomini coraggiosi, perché sta parola resta, e sta parola è semplicemente amore. Giovanni Falcone. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno a Linda Armetta, buongiorno, grazie di essere con noi, una grande artista che in questa giornata speciale, 23 maggio, ha voluto dedicare con questo canto il nostro amore verso un uomo speciale, Giovanni Falcone. Volevo ringraziare il popolo di Io Compro Siciliano. Come ogni mattina, noi ormai da più di un mese iniziamo in questo modo. Grazie, 223.213 volte grazie. Grazie perché continuiamo a costruire onestamente per questa meravigliosa terra di Sicilia. Noi oggi abbiamo iniziato con Linda Armetta. Linda Armetta è una grande artista, una grande cantante che da oltre 30 anni dedica la sua carriera professionale alla nostra bella terra di Sicilia. Linda Armetta. Sì, in realtà già da piccolissima ho iniziato a cantare musica, a cantare il siciliano e ho amato da sempre, mi sono innamorata sempre della musica siciliana. In realtà ho studiato poi specializzandomi anche in altri generi, jazz, bossa nova,
ho cantato musica leggera, anche musica classica, però quello che è siciliano mi rimane sempre nell'anima ed è sempre quello che mi emoziona di più, anche perché dicono che in realtà per conoscere bene fino in fondo un genere musicale bisogna conoscere la storia e l'antropologia di un popolo, e io il popolo siciliano me lo porto dentro. Senti Linda, sicuramente in questi tuoi 30 anni di carriera, di lavoro, ti sarai sentita dire spesso che la tua voce riporta immediatamente, con le tue tonalità così calde e così vibranti, porta immediatamente in mente ad una cantante che ha fatto della tradizione e del racconto della storia in musica veramente tanto per la nostra Sicilia. In realtà sì, molte volte mi hanno ripetuto che la mia voce somiglia a quella di Rosa Balistreri, ma chiaramente per me è un'icona, è una donna che ha avuto è la voce della Sicilia, ha urlato per anni contro le ingiustizie, le prepotenze, che oggi mi sembra proprio attinente. Ed io ho appreso da lei l'amore per la Sicilia e l'amore veramente verso tutto quello che è valori che mi hanno dato chiaramente i familiari e che continuo a portare avanti anche durante il mio canto. Senti Linda, tu sei anche una cantautrice, hai scritto in siciliano, hai realizzato un lavoro. Sì, ho realizzato un lavoro, ho realizzato praticamente il CD cioè è la mia vita, perché si chiama Chi sta a me storia, e infatti si ritrovano lì dentro tutti i valori di cui parlavo prima, si ritrovano i pensieri, le emozioni, i sentimenti, e ritrovate pure addirittura i miei amici musicisti, quelli con cui ho suonato da sempre, mio marito è una meravigliosa attrice che secondo me è una delle più brave che ci sono veramente, non so, nel mondo, ed è Katiuska Falbo. Linda, mi fa emozionare. Senti, volevo ringraziarti per questo contributo che hai voluto dare oggi, volevo fare un saluto anche al mio grande amico Ivan Greco. Ivan tra l'altro ha condiviso con noi un grande percorso legato alla musica, al teatro, tantissimi anni, tra l'altro lui ha un'esperienza internazionale, però ancora una volta abbiamo la conferma che c'è chi sente fortemente questo senso di Sì. appartenenza alla Sicilia. E Sì, e infatti quindi Ivan, che sta arrivando, volevamo, sì, ha suonato anche nel mio CD, come dicevamo, ma ha suonato più volte nei nostri spettacoli durante gli anni nei nostri nel spettacoli nostro teatrali. Ecco qui Ivan Greco, ciao Ivan, musicista, chi non conosce Ivan. Senti Ivan, noi in questa giornata specialissima abbiamo veramente un palinsesto ricchissimo, tanti ospiti, abbiamo voluto iniziare con voi, era doveroso fare anche a te un saluto. Ivan, noi ci ripromettiamo di ritagliare uno spazio anche per te, anche rispetto a tutti gli amici del meraviglioso popolo di Io Compro Siciliano. Tu, dicevo, hai veramente avanti una carriera internazionale, sei rimasto in Sicilia, hai investito in Sicilia. Noi ci ripromettiamo con Ivan Greco e insieme a tanti altri amici di ritornare per un'intervista tutta dedicata. Ok, Ivan? Grazie, non sentiamo l'audio di Ivan, un bacio a te. Linda Armetta, ti ringraziamo, grazie per questo contributo artistico. Ancora viva la Sicilia e viva il canto. Ciao Linda, grazie Linda Armetta. Bene, noi vogliamo iniziare questa puntata, sapete oggi tra l'altro sabato abbiamo un incontro che è l'incontro con Davide Morici con la rubrica Chiedimi pure. Lo chiamo immediatamente in diretta con noi, c'è grande emozione per questo appuntamento perché buongiorno, ecco qui, buongiorno a tutti. buongiorno Davide, buongiorno. Oggi è una giornata veramente speciale, Davide, e devo dire che l'emozione è forte e anche momenti di riflessione condivisa. Io ormai tutti conoscono Davide Morici. Davide Morici è ideatore insieme a Giuseppe Giorgiani e a Francesco Carabello di questa meravigliosa realtà
perché oggi è una realtà forte che appunto Io Compro Siciliano. Davide, io partirei in questa giornata proprio da questo, cioè il senso, voi dite sempre nei vostri interventi, bisogna fare i fatti, bisogna fare camminare le idee, fare i fatti, bisogna sentire questa identità, questa forza. Questa è una cosa che noi sentiamo da voi veramente sempre. Partirei proprio da questa riflessione. Assolutamente sì, oggi è, come hai detto tu, una giornata, e come sappiamo tutti, una giornata particolare in quanto la identifico veramente nel cambiamento. E questa parola l'abbiamo più volte utilizzata, spesso parliamo di stile di vita. Abbiamo avuto degli eroi, ma in verità abbiamo degli eroi, perché infatti le loro idee camminano sulle nostre gambe, le abbiamo portate avanti e questo cambiamento si è potuto fare grazie al cambiamento culturale, perché dove c'è cultura c'è cambiamento e la cultura bisogna tramandarla anche col senso della rete, perché siamo diversi, siamo tutti diversi, ma per poterci migliorare dobbiamo dialogare, dobbiamo parlare, dobbiamo fare rete, dobbiamo organizzarci, dobbiamo unire le forze sempre con l'unico fine che è quello del migliorarci e dell'etica e della correttezza, che sono elementi della legalità, che sono elementi fondamentali e parole sacre. Noi col progetto Io Compro Siciliano stiamo dando il nostro piccolo, ma nel dir piccolo io lo definisco grande perché sono i piccoli gesti, i piccoli fatti che fanno tanti piccoli fatti fanno grandi opere. E sono i piccoli fatti di tutti noi siciliani, al di là del numero 220, non so quanti siamo arrivati, ma perché 223.000. crescendo continuamente, ma è quel cambiamento culturale che oggi sta facendo la differenza e che ci sta riunendo sotto un'unica voce che è la rete. E mi piace sempre più dire questo stile di vita di Io Compro Siciliano, che non è chiusura, ma è assolutamente apertura. E proprio per questo oggi siamo attenzionati da tante realtà internazionali, perché abbiamo dimostrato questo senso di apertura, perché si parte sempre da qualcosa e dobbiamo mettere saldo l'inizio, e noi questo stiamo facendo, ma per poi iniziare un percorso con quei valori che grandi uomini come Giovanni Falcone ci hanno insegnato. E noi siciliani l'abbiamo a cuore e sappiamo benissimo dentro cosa significa Giovanni Falcone e questi valori. Davide Morici, questo mi capita di leggerlo spesso durante alle volte le letture ormai dei tantissimi articoli dedicati a Io Compro Siciliano, mi capita anche di sentirvi durante le interviste che ormai rilasciate durante appunto questi live, queste trasmissioni che parlano proprio di Io Compro Siciliano, e si parla con Io Compro Siciliano, e questo lo dite anche questo spesso, di stile di vita. Assolutamente sì, ormai sempre più è uno stile di vita, è un brand che rappresenta uno stile di vita di noi siciliani, che vogliamo dar forza alle imprese locali, a quei valori che sono di qualità, identità e provenienza siciliana, provenienza dal territorio, a quei valori che fanno parte del mangiare sano, di sapere anche conoscere quello che è il prodotto che arriva nelle nostre tavole, come il prodotto dell'artigianato d'eccellenza, come il nostro modo di promuovere. È una coscienza consapevole, dobbiamo essere coscienti di quello che facciamo, di come lo facciamo e di come lo vorremmo fare e se lo facciamo bene. E per poter avere questa coscienza dobbiamo anche mettere dentro responsabilità e impegno, volontà a formarci, volontà a crescere, volontà a metterci in discussione e a creare rete. Mi piace parlare e accennare prima di andare avanti anche di questo fenomeno dell'incubatore di idee e di imprese. Sempre più stiamo portando avanti Io Compro Siciliano come incubatore di idee,
stanno arrivando progetti interessanti che noi vogliamo sposare, stiamo sposando con giovani, con realtà nostre che spesso devono andare fuori, ma in verità sta nascendo proprio l'opportunità di poter creare impresa con il marchio Io Compro Siciliano e quindi creare sviluppo. Insomma, tutti gli elementi che poi fanno parte di una crescita, della crescita di una società sana, che è quella società che hanno sempre voluto figure come Giovanni Falcone, ma che abbiamo sempre voluto noi. Quindi la crescita sana della nostra terra, etica, identità, qualità, parole che ormai Io Compro Siciliano, diciamo, sono sinonimo di Io Compro Siciliano e di cui noi ne facciamo le nostre bandiere. Senti, Davide, ci sono dei messaggi molto belli che mi piacerebbe condividere con te. Mariano Carbonetti è stato nostro ospite, lui è chef, è docente, è storico, racconta proprio la storia legata alle nostre tradizioni in tavola. Buongiorno a voi tutti, io lavoro presso l'Istituto Paolo Borsellino di Palermo e ogni anno portiamo avanti quelli che rappresentano gli insegnamenti di questi due grandi uomini. Con la nave della legalità prepariamo circa 4.000 pasti per i ragazzi che arrivano con le navi. Quest'anno ancora di più è giusto ricordarli. Viva la Sicilia e la gente che lotta contro queste organizzazioni che negativizzano l'opera dei siciliani e della loro terra. Viva la Sicilia! Grazie a Mariano Carbonetti per questa testimonianza. Max Italia, grandi emozioni con Io Compro Siciliano. Enzo Morici, giornata di emozionante ricordo. Elisabetta Castagnetta di Ceramicando, grazie Catusca Falco e Linda Armetta. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono vivi nei nostri cuori. Lidia Prestana, buongiorno grande Catusca, grazie Lidia. Domenico Sarano, pausa e travaglio, buongiorno a tutti, grande commozione. Ancora grande commozione a Maria Lopinto, Costanza Fiera, un saluto a tutti gli amici. Davide, noi oggi abbiamo veramente una puntata ricchissima, quindi volevo con te adesso fare quest'ultimo intervento per poi dare immediatamente voce agli altri ospiti. Io dico sempre si sta continuando a lavorare in maniera molto forte e soprattutto attenzionando tutte le nostre aziende, tutto, veramente ognuno degli amici che fa parte del gruppo di Io Compro Siciliano. Lo si fa perché in questo momento, Davide, mi piacerebbe appunto che noi lo immaginiamo a chi ci segue, c'è questo form che chiediamo di compilare che serve proprio a registrare le aziende che una volta registrate verranno chiaramente inserite in questo database che abbiamo immediatamente fin veramente dalle prime giornate deciso di fare per poi passare ad una seconda fase. È importante secondo me che tu spiegassi, visto che ogni giorno il popolo di Io Compro Siciliano diventa sempre di più, che spiegassi questi passaggi bene per chi magari da poco è entrato nel nostro meraviglioso gruppo e nella nostra realtà. Sì, come hai detto tu, noi già da tempo abbiamo lanciato la fase 2, già siamo dentro la fase 2 che ci prepara al lancio del più grande marketplace delle eccellenze siciliane, Io Compro Siciliano.com, insieme al portale del turismo siost.it e alla card servizi per il turista, la Sicily City Pass. Tornando al marketplace, abbiamo ricevuto attraverso la raccolta dati più di 2000 iscrizioni e adesioni al progetto Io Compro Siciliano, che ha nella sua progettualità una serie di fasi, ovvero queste realtà hanno cominciato alcune a ricevere il contatto, altre lo riceveranno man mano, perché sono veramente tante, ma si vuole creare e inserirle con le logiche sempre della qualità, identità e provenienza siciliana, e dove mi piace fare anche questa differenza, dove noi abbiamo tantissimi artigiani dell'ingegno, artisti dell'ingegno, che sono un po' tutte quelle realtà che non hanno una partita IVA ma che creano arte. Anche quello, seppur gestito in maniera diversa, abbiamo creato una progettualità ad hoc. Mi piace anche nell'ottica anche di quello che è crescere in una società sana, solida, ed sono quegli elementi che
proprio sempre per legarmi a Falcone e Borsellino, mi piace nella progettualità anche far passare il messaggio che noi vogliamo, e se abbiamo costruito una serie di supporti da dare a quelle aziende affinché possano crescere in qualità, possano affacciarsi a scenari più ambiziosi che possono essere sicuramente nazionali, internazionali, quindi dare i giusti supporti, perché la formazione è l'unica arma per poter arrivare a determinati obiettivi. Quindi man mano verranno contattate e nell'immediato riceveranno anche una mail di riscontro proprio all'iscrizione fatta nel form. Quindi c'è una progettualità che è partita e sta andando fortissimo, perché giustamente riscontriamo quello che succede, cioè ovvero grazie a Io Compro Siciliano io sto lavorando, quindi chiunque ha toccato con mano quei fatti che dicevi all'inizio, quindi ha toccato con mano quello che è la potenzialità di Io Compro Siciliano, che pensandola in sotto forma di sistema porterà veramente a una identità forte del Made in Sicily a livello nazionale e internazionale, e noi ne siamo certi, sicuri di più. I fatti sono quelli che fanno la differenza. Sì, infatti. Davide Morici, io volevo continuare questa meravigliosa giornata, volevo come sempre ringraziare te, ringraziare Giuseppe Giordani e ringraziare Francesco Caravello, perché quello che diciamo sempre è noi tutti ci mettiamo la faccia, perché secondo me portare avanti i progetti con grande onestà e rigore verso quelli che sono gli obiettivi, così come state appunto facendo, è veramente un orgoglio per tutti quanti noi siciliani. Ci rialzeremo senz'altro più forti di prima. Grazie a Davide Morici. Grazie. Noi siamo pronti per continuare questa giornata. Abbiamo voluto chiamare con noi due ospiti che sono Matteo Pezzino, vicepresidente Confartigianato Palermo, presidente regionale ANAEPA Confartigianato, presidente SOS Imprese Rete per la Legalità. Felicissima, grazie di essere arrivato. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. E ancora abbiamo con noi la dottoressa Maria Ansaldi, organizzatrice di un festival molto bello e importante che è il Festival Falcone e Borsellino, che si svolge nella città di Capaci. Eccola in collegamento. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Bene, io Davide Morici, sicuramente il dottor Pezzino, e quindi io ringrazio te per avere pensato un contributo in questa giornata da fare al dottor Pezzino, perché appunto dico SOS Imprese Rete per la Legalità è una realtà di cui noi oggi vorremmo parlare con il dottor Pezzino, con il popolo di Io Compro Siciliano. Arriva male, pronto? Mi sentite? Sì, Katiuska, non ti ho sentito se hai dato parola a me o al dottore Pezzino, perché... ok. Sì. Okay. Secondo me Katiuska, se lo dicevo in live, ci arriva ogni tanto male, forse è meglio che togli l'auricolare, perché arriva male il tuo. Va bene. Stacca, vediamo se si sente bene, lo facciamo live perché d'altronde va benissimo. Mi sentite bene? Benissimo. Bene. Allora, grazie. Allora, dottor Pezzino, cominciamo proprio da lei. Lei è presidente di SOS Imprese Rete per la Legalità. Ci piacerebbe partire proprio dall'inizio, quindi che cosa è SOS Imprese Rete per la Legalità? SOS Imprese è un'associazione che ha come principio cardine quello che è il contrasto alla criminalità organizzata, al fenomeno del racket e dell'usura.
Cosa fa questa impresa sostanzialmente? Segue da tantissimi anni ormai dal territorio nazionale, oggi a cascata, una realtà importantissima sul territorio siciliano, le imprese in un percorso in cui, qualora si fosse trovato per malauguratamente non vittima di un fenomeno di racket o di estorsione, quindi seguirla in un percorso innanzitutto, ove possibile, di denuncia. In primis quello di ascoltare la vittima, avvicendarla in qualche maniera e ascoltarla, capirne le motivazioni innanzitutto di questo drammatico evento. Poi eventualmente quindi accompagnarla ove possibile alla denuncia, perché siamo assolutamente in stretta correlazione con le forze dell'ordine, tutte, quindi dalla Guardia di Finanza ai Carabinieri, alla Polizia, che ci seguono anch'esse in un percorso che è finalizzato a quello di far riprendere la dignità all'imprenditore qualora fosse stata vittima. Quindi lo seguiamo in un percorso innanzitutto di denuncia, poi in un supporto legale, perché è fondamentale al momento in cui il soggetto che denuncia si trova inevitabilmente scoperto e potrebbe essere vittima in qualche maniera di qualche intimidazione legata a questa denuncia. Quindi se è il caso anche di supporto con le forze di polizia, eventualmente per delle ronde o addirittura per avere un supporto un po' più importante. Poi lo seguiamo nel percorso legislativo che lo porterà, ove possibile, ad un eventuale ristoro nel caso in cui abbia subito danni, abbia subito delle particolari intimidazioni, che sono furti piuttosto che incendi, come spesso capita. Quindi lo seguiamo anche nel percorso che lo porterà poi eventualmente ad aprire una pratica presso il Comitato di Solidarietà Nazionale, che in qualche maniera potrebbe ristorarlo e potrebbe far riprendere quella che è la propria attività, che è stata sicuramente ostacolata da questi fatti deluttuosi che ha subito. Ecco. Questo ci proviamo ogni giorno, lo facciamo ogni giorno. È stato anche questo periodo è stato un periodo molto attenzionato, perché ci sono stati, non so se io nel frattempo devo dire qualcosa, io posso continuare a ruota perché No, io, dottor Pezzino, volevo, e poi ritorno da lei, andiamo un attimo dalla dottoressa Ansaldi e ritorno fra poco da lei. Mi piacerebbe che lei potesse dare un messaggio a tutte quelle aziende, perché questo, così come lei ci stava raccontando, è anche un periodo molto particolare. È chiaro che le aziende in questo momento devono ritrovarsi a riorganizzare, a riassettare quella che è proprio la propria attività, e quindi magari alle volte, prese dallo sconforto, ci si può ritrovare in situazioni. A me piacerebbe che lei potesse dare un messaggio assolutamente chiaro a chi ci sta ascoltando. È importante non cadere in questo momento magari in situazioni, ripeto, vista la difficoltà, che potrebbero causare conseguenze forti e importanti per le loro aziende. Quindi mi piacerebbe che lei potesse dare questo messaggio. La situazione di questa importantissima e drammatica crisi economica purtroppo ha portato a molte imprese a dover gioco forza ad attingere o a risorse personali che ha probabilmente esaurito, e sulla scia di quelli che sono stati gli aspetti legislativi legati ad un aiuto importante da parte dello Stato per far avere liquidità alle imprese. Mi ricordo il famoso decreto legato ai 25.000 euro che potevano attingere da un supporto bancario. E abbiamo avuto anche da uno studio di un osservatorio nazionale, quello nostro di SOS Imprese, dove alcune dei nostri associati o di alcuni soggetti che sono purtroppo hanno avuto, diciamo, un diniego da parte della banca per tutta una serie di anomalie interne o dell'azienda o del soggetto richiedente. Magari potrebbe essere un
una rata non pagata di qualche mutuo, piuttosto che una iscrizione in CRIF. Ecco, tutto questo determina da parte della banca, che giustamente fa il proprio lavoro, determina un diniego all'imprenditore. E quindi, nonostante noi abbiamo sollecitato le banche nel cercare di diminuire il più possibile questa opportunità di negare il ristoro alle aziende, la banca si fa inevitabilmente il proprio lavoro. E quindi è capitato che l'imprenditore che ha subito questo diniego si è trovato giocoforza a dover attingere inevitabilmente a risorse diverse. E ci sono stati alcuni casi che sono stati adescati da alcuni soggetti malavitosi per disporre di liquidità immediata, perché ricordiamoci che la vita di liquidità ne ha parecchia e sicuramente è stata più pronta rispetto a quella che era la disponibilità del governo, che in qualche maniera è stata deficitaria in tal senso. Io cosa ho detto e cosa continuo a dire ai nostri associati? Piuttosto, innanzitutto chiamateci, segnalateci qualche anomalia. Nel caso in cui abbiate subito un diniego, noi siamo qui a dare un supporto morale, perché poi l'imprenditore che si trova in queste condizioni si trova da solo e non è una bella sensazione. Dottor Pezzino, io mi vorrei proprio soffermarmi un attimo e poi ritorno da lei. È importante in questi momenti non sentirsi soli e quindi affidatevi a chi può assistervi, a chi può guidarvi, a chi può suggerirvi, e questa è una cosa importantissima. Mi fermo qui, dottor Pezzino, e vorrei spostarmi dalla dottoressa Ansaldi. Capaci è una città oggi molto bella. Noi, dottoressa, ieri prima di parlare del nostro meraviglioso festival, appunto, che lei organizza ormai da qualche anno, che è il Festival Falcone Borsellino, ma ieri mi diceva una cosa bella: noi quotidianamente a Capaci, dopo aver fatto visitare quelle che sono le bellezze del territorio, ma noi ci adoperiamo a far vedere le bellezze umane e tutto ciò che di bello, creativo, importante voi fate quotidianamente per portare il nome di Capaci su un piedistallo che diventa amore. In realtà il vostro festival, il Festival Falcone Borsellino, è un festival d'amore. Ne parliamo? Assolutamente sì, il festival nasce per la necessità intanto di riscattare il nome del nostro paese, che si è trovato purtroppo addosso una brutta nomea. Non è bello essere ricordati soltanto perché Capaci è il paese della strage. Capaci è il paese di tanta bella gente che si adopera, che lavora, che cerca di fare cose sane e belle. Questo festival nasce per fare memoria attiva, per dare un contributo a ciò che è stato il sacrificio di queste persone e questa terra l'hanno voluta bella. Quindi a un certo punto abbiamo sentito la necessità, l'esigenza di dare il nostro contributo, perché ognuno, a proposito di rete, deve fare qualcosa con quello che sono le proprie competenze. Noi facciamo arte, noi siamo attori e abbiamo pensato bene di creare il festival che potesse essere un contributo artistico. L'arte è bellezza, se offri bellezza difficilmente qualcuno sceglierà il brutto. Il festival vuole essere la possibilità di dare un'opportunità economica agli artigiani, ai commercianti di questo paese che hanno supportato economicamente il festival fin dalla prima edizione. Se non fosse stato per i commercianti locali e per il pubblico caloroso che con la loro presenza ha finanziato il festival non sarebbe esistito. Dottoressa Ansaldi, prima di porle immediatamente un'altra domanda, perché mi piacerebbe che lei mi raccontasse anche una parte molto bella legata all'insegnamento delle tradizioni ai bambini. Però prima di farle questa domanda, Davide Morici, continuiamo a sentire quanto importante sia l'iniziativa privata,
quindi l'iniziativa di uomini e donne che vogliono costruire, che vogliono proiettare, che vogliono fare per una Sicilia più bella, e questa, come vediamo, continua a essere una continua conferma poi a quello che è stato il messaggio di Io Compro Siciliano, quindi il fare per costruire il bello, il fare per proiettare una nostra terra più bella, più forte, economicamente unita. Tra l'altro la dottoressa Ansaldi diceva che il festival nasce per la volontà poi di commercianti, di uomini, donne, gente comune che ha voluto che questa manifestazione fosse un incontro importante da rinnovare ogni anno. Davide Morici, in realtà Davide Morici, Giuseppe Giorgiani, Francesco Caravello partono da imprenditori, partono da uomini che portano il loro bagaglio professionale e che decidono un mese fa di iniziare a pensare, anche se poi voi insomma negli anni avete sempre fatto questo, cercare di vedere come punto di partenza sempre la Sicilia, e questo poi alla fine diventa conferma anche quando sentiamo e intervistiamo i nostri ospiti, mi sembra di capire. Davide. Sì, assolutamente sì. In verità, secondo me la vera verità è che l'unica risorsa che non si esaurirà mai al mondo è l'essere umano. L'essere umano in quanto risorsa che si rigenera, si reinventa, sa fare rete, crea cultura, dove sul nulla costruisce. Faccio io sempre un esempio che sembrerebbe banale. Se noi mettiamo un uomo in un'isola deserta, il primo giorno sta a girarsi e non sa cosa fare, subito dopo comincia a costruire qualsiasi cosa. E queste operazioni, chiamiamole operazioni, ma queste iniziative che partono dal territorio, come quella del Festival Falcone Borsellino, che in primis abbiamo sempre supportato, e come tante attività che si buttano nel sociale. Abbiamo sentito il dottore Pezzino parlava di questa grande realtà, perché dobbiamo dare esempi e riferimenti a chi in questo momento ha veramente problemi o si può trovare un attimo solo, quindi torniamo alla rete. Quindi partendo dalla risorsa dell'uomo arriviamo a qualsiasi altra realtà, dove oggi Io Compro Siciliano ne è un esempio concreto, perché nasce dalla rete. Nasce dalla rete, dalla volontà comune, dalla volontà che si unisce e dalla volontà di fare bene. Quindi sicuramente il vero messaggio è che l'uomo è l'unica risorsa. Poi ci sono uomini eroi non perché hanno avuto le medaglie, ma perché le medaglie noi gliele attribuiamo in quanto sono esempio, sono icone, e oggi ne ricordiamo uno, ma che rappresenta tutti. Quindi quelli sono i nostri esempi, dove noi qualsiasi credo lo costruiamo con quegli esempi e su quelle basi solide di vita, di valori. Dottoressa Ansaldi, i valori, così come adesso stava dicendo Davide Morici, i valori sono importanti, le tradizioni sono importanti, e voi questo lo insegnate ai bambini? Sì, assolutamente. Noi puntiamo tantissimo alla tradizione. La tradizione è un dovere da parte di ogni cittadino, da parte di ogni uomo che rappresenta e si identifica in una cultura popolare. Noi siamo siciliani, la nostra identità si rappresenta in tutti quei simboli che i nostri nonni ci hanno consegnato, che possono essere i nostri odori, i nostri colori, i nostri suoni. La gente, parlo per esempio nel mio caso, i miei amici del nord, quando mi pensano, quando mi immaginano circondata da colori, da musiche, che noi forse stiamo dimenticando. Noi siamo presenti nell'immaginario delle altre regioni con tutti quei simboli che noi forse stiamo perdendo. È obbligo ed è dovere trasferire, tramandare, perché tradizione vuol dire appunto consegnare nelle mani dei nostri piccoli ciò che è la nostra identità, perché nel processo formativo è fondamentale sapere chi sei stato. Questo vale come singola persona, lo fanno con i bambini già all'asilo, quando ti fanno scoprire qual è la tua discendenza, chi era tuo nonno, chi era tua nonna, eccetera, eccetera. Bisogna farlo con l'identità popolare.
non perché dobbiamo prendere la distanza dalle altre culture, ma perché possiamo comprendere e accettare le altre culture solo nella misura in cui siamo padroni della nostra cultura. C'è un messaggio, dottoressa Ansaldi, che arriva proprio adesso di Giuseppa Pellegrino, che dice: la sicilianità è intrinseca in ognuno di noi, che con il nostro lavoro e impegno quotidiano lo tramandiamo ai posteri, che hanno il dovere a loro volta di tramandarlo. Ancora Pasqua Romano: se offri bellezza e dall'altra parte c'è il brutto, le persone scelgono il bello. Esatto, quindi cerchiamo sempre di trasmettere il bello. Chiara Seivita: buongiorno a tutti, giornata con tanto valore come voi e tutto il progetto di Io Compro Siciliano, che rappresenta la volontà popolare e reale di sviluppo economico. Bravi, e come diceva Giovanni Falcone, andiamo avanti uniti e assolutamente determinati. Grazie a Chiara. Giuseppe Giorgianni, altro ideatore. Ciao Giuseppe, buon weekend a tutti, grazie al grande Giuseppe Giorgianni. Abbiamo anche i saluti di Francesco Caravello, che sapete tutti i giorni alle 18 con Aperitivo Social è sul palinsesto di Io Compro Siciliano. Ciao grande Ciccio. Il Faraone Palermo, buongiorno. Maria Claudio Chiodo e Elisabetta Abate. Bene, io farei le ultime due battute. Dottor Pezzino, 23 maggio. 23 maggio. 23 maggio è una giornata particolare. Ricordo ventenne. Avevamo svolto il nostro servizio domenicale presso la nostra parrocchia. Io sono stato scout per 20 anni e abbiamo fatto il nostro servizio con i bambini, insegnando ai bambini i veri principi dello scoutismo, i veri principi di legalità. Quel giorno poi ci siamo ritrovati, ci siamo rincontrati come sempre succedeva la domenica, dopo aver fatto il nostro servizio in parrocchia, con gli amici di sempre, con gli scout di sempre che prestavamo questo servizio. Ed eravamo tutti insieme quel giorno nel ricordare il nostro percorso che facevamo presso le nostre parrocchie e il servizio che svolgevamo. Quel giorno è stato sicuramente un giorno difficile, quel 23 maggio pomeriggio, quando eravamo tutti insieme ad argomentare di questo, arriva questa terribile notizia. E lì sicuramente la paura, lo sconforto ci ha in qualche maniera destabilizzato. Ricordavamo che qualche mesetto prima avevamo incontrato in un convegno Giovanni Falcone, il quale ci esortava sempre a perseguire la strada della giustizia e della legalità, specialmente in un quartiere difficile dove noi operavamo, che era quello di Brancaccio, e dove gioivamo quando alcuni malavitosi, anche per la volontà e per l'impegno di Giovanni Falcone, erano entrati nelle patrie galere. E quindi inevitabilmente al momento in cui abbiamo ricevuto questa notizia lo sconforto ci ha devastati. Quindi nonostante tutto però questo ci ha dato un grandissimo insegnamento. Quel gruppo di amici che eravamo lì quel giorno oggi sono tutte delle persone speciali, tutte delle persone che seguono un percorso di vita nel loro comparto professionale con grande stimolo e con grande insegnamento, che è stato anche quello di Giovanni Falcone, in un principio di legalità, ripeto, di giustizia. Oggi, se siamo delle persone migliori, lo dobbiamo anche a lui, al suo sacrificio, al suo purtroppo essere martire oggi. Io con una certa commozione ne parlo perché l'ho vissuto con grande drammaticità questa vicenda. Cogliamo la sua anche emozione in questo racconto e la ringraziamo per averlo condiviso insieme a noi. Dottoressa Ansaldi, a lei invece chiedo 23 maggio dopo 28 anni. Beh, avete giocato però. Katiuska mi ha fatto piangere all'inizio, Matteo adesso un giorno devo dire, beh, sembra
sembra molto attuale, ahimè, sembra molto attuale per quanto questo possa fare male. Io penso che invece sia utile perché c'è da sprono, perché ci spinge a fare sempre meglio. Per quanto ci riguarda, questo piccolo contributo che è il festival, speriamo di portarlo così in alto e di farlo diventare così, come dire, riconosciuto a livello nazionale, che possa fare tanto rumore, perché il sacrificio di Giovanni, Francesca, Paolo, Vito, Antonio, Rocco non possa essere un sacrificio vano, ma possa fare sempre, sempre più rumore, fino ad annientare qualsiasi omertoso silenzio, e che la nostra terra possa emergere soltanto per quello che è la sua bellezza. Dottoressa Ansaldi, dottor Matteo Pezzino, grazie per aver dato il vostro contributo in questa giornata speciale. Grazie, io compro siciliano. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie. Oh, grazie. Ciao Maria. Grazie. Davide, oggi questa carrellata insieme continua a essere veramente di grande partecipazione, sia per i nostri ospiti, e penso anche un po' dai messaggi che di tanto in tanto leggo dei nostri amici che ci scrivono, da chi ci segue da casa. Bene, abbiamo iniziato con una grandissima artista, Linda Armetta, e ci sono altri artisti che oggi daranno il loro contributo, giusto Davide? Assolutamente sì, grandi artisti di rilievo per noi, ma per tanto valore anche umano che portano dentro, portano ovunque in giro e che poi abbracciano anche più generazioni, diciamo, quindi da giovani a grandi. Quindi Per me di chiamare con noi è un amico, un grande attore, conosciuto in teatro e conosciuto sugli schermi, sui grandi schermi. Abbiamo con noi Rosario Terranova. Ecco qui, Rosario sta entrando. Buongiorno Rosario, grazie di essere qui. Ciao Rosario. Ciao, purtroppo ho dei problemi con l'audio, non sento benissimo, spero che voi mi sentiate. Noi ti sentiamo bene, parleremo piano così cerchiamo di recuperare sui ritardi. Rosario, io comincio da te, tu sei un grandissimo attore, noi ti conosciamo in teatro, ti conosciamo in TV, ti conosciamo al cinema, tra l'altro abbiamo proprio seguito da poco Maltese, film in TV, insomma è sempre un grande piacere rincontrarti, Rosario. Tu sei un uomo di grande sensibilità, un grande attore, e io vorrei in questa intervista partire con te dicendo 23 maggio. «23 maggio. Voglio permettermi di dire una cosa, un mio pensiero. Credo che oggi, per via di questo dramma che tutti stiamo vivendo, per la prima volta dopo 28 anni stiamo veramente ricordando per come si deve la figura di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e dei loro angeli, come io li chiamo. Finalmente senza passerelle, senza spettacoli, senza fasce tricolori, cravatte ben annodate o rossetti scintillanti. Purtroppo c'è qualche problema col collegamento. Rosario. No, abbiamo qualche problema. Se casomai possiamo... Rosario, riproviamo a ripristinare la linea, perché purtroppo l'audio non arrivava bene. Proviamo a connetterci magari un po' più avanti. Adesso, casomai, se abbiamo la possibilità di chiamare anche gli altri ospiti. Bene, noi abbiamo sempre in questa giornata
chiamato a dare il proprio contributo un altro grandissimo attore, e con lui invece un giovanissimo, un ragazzo, pensate nemmeno quindicenne. Noi li abbiamo visti, soprattutto Sergio lo conosciamo, che è con noi, un grande e meraviglioso attore di teatro, grande amico, e noi siamo felici di averli con noi, e quindi chiamerei immediatamente, vediamo se riusciamo a connetterci con il grande e meraviglioso. Ecco qui, intanto abbiamo il giovane, ciao, abbiamo il giovanissimo Edoardo Buscetta, buongiorno, grazie Buongiorno, di essere con noi. grazie a voi, grazie a voi. Giovanissimo, dicevo nemmeno quindicenne, giusto? Perché fra qualche giorno compiamo gli anni. Giorno, sì. Sì, 2 giorni. Senti Edo, noi adesso fra poco cercheremo di ripristinare il collegamento con Rosario Terranova, e tu tra l'altro conosci, perché hai avuto modo di lavorare in teatro con Rosario e poi con un altro grandioso attore che conosci naturalmente anche, che è Sergio Vespertino. Con Sergio Vespertino è stata una bella esperienza, vi abbiamo visto in TV con La mafia uccide solo d'estate, e io Edo partirei proprio da qui. Ci vuoi raccontare questa esperienza? Allora, è un'esperienza nata per caso, perché mio cugino da Milano ha visto questa notizia su internet che Piff cercava un ragazzo di 10 anni per fare questo, diciamo, il protagonista della serie. Mi ha chiesto se la volevo fare e io gli ho detto no, perché a me non interessava farlo. Non avevo altri progetti, perché sono uno che gli piace molto lo sport e gioca a calcio, e quindi no. Poi a un certo punto me l'ha richiesto e ho detto vabbè dai, facciamo questo provino, perché non avevo né partite di calcio né partite di pallanuoto, non avevo niente da fare. Allora sono andato a fare questo provino e diciamo a quanto pare sono piaciuto, infatti hanno mostrato subito l'interesse. E allora poi dopo aver fatto 5 provini in 9 giorni, eravamo sempre di meno, da 150, poi 25, poi 10, 5, poi siamo rimasti in 2 e alla fine sono rimasto da solo e mi sono trovato diciamo in questa bellissima situazione. È stata una bella esperienza. Senti Edoardo, tu in realtà forse riusciamo a ripristinare il contatto con Rosario Terranova, che vedo. Rosario, ci senti? Riesci a sentirci, Rosario? Sì, però non sento benissimo. Ok, magari arriva in ritardo. Ora ritorno subito da te, Rosario. Edoardo, tu in realtà non avevi avuto esperienza, nel senso che è nato tutto così ed è proprio piaciuta poi questa tua naturalezza, questa tua spontaneità, però hai iniziato e ti è piaciuto anche molto dedicarti al teatro, e devo dire che in questo torniamo da Rosario. Rosario, noi oggi abbiamo la testimonianza di un giovanissimo Edoardo Buscetta, che ha avuto anche, forse abbiamo riperso Rosario. Mi piacerebbe appunto, Edoardo, che mi raccontassi anche un po' quella che è la tua esperienza in teatro, perché c'è stata anche qualche occasione, mi sembra, in cui tu ti sei dedicato poi all'attività recitativa. Sì, l'ultima che abbiamo fatto proprio con Rosario è stata il 19 gennaio per il compleanno di Paolo Borsellino, per l'80° compleanno, dove abbiamo fatto una bella siamo stati sul palco insieme agli altri ragazzi della serie, abbiamo onorato diciamo Paolo Borsellino e tutti gli altri ragazzi diciamo della scorta che fortunatamente sono stati con lui, e soprattutto anche con Giovanni Falcone, come diciamo, come li chiama Rosario, Angeli. Diciamo li hanno protetti, gli hanno fatto fare questo lavoro. Almeno io non ero presente perché purtroppo sono nato qualche anno dopo, però da quello che so e da quello che ho capito sicuramente so che sono delle persone splendide e che hanno fatto il loro lavoro in maniera perfetta e ci hanno diciamo insegnato tanto.
Edoardo, io adesso vedo collegato con noi Sergio Vespertino. Sergio, ci senti? Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Sì, esatto, esatto. Riesci a sentirmi, Ah, Sergio? felice di essere riuscita a collegarmi con voi. Ecco, ce l'ho fatta. Noi ti Sì, ringraziamo sì, per... sì. Voi? Stessa cosa? Noi ti Mi sentiamo sentite? bene, noi ti sentiamo bene. Noi ti ringraziamo per aver accettato di Ecco, dare questo tuo ok. contributo, Sergio. Sergio, io prima di parlare della mafia uccide solo Un'ora. d'estate, vorrei raccontare un aneddoto sulla tua... Io ho una grandissima stima nei tuoi confronti, sei un grandissimo attore. E moltissimi anni fa, davvero tanti anni fa, io ti Grazie. seguivo in teatro e conoscevo di te una chiave brillante, di attore brillante. Poi invece andai a Segesta a seguire il classico degli autori, appunto Sì. classici inseriti in stagione a Segesta, al Teatro Antico, e fra gli attori protagonisti c'era proprio Sergio Vespertino. Un grandissimo attore, sei un grande attore di teatro, un grande attore di cinema e per noi è un vanto leggere Sergio Vespertino quando siamo lì ad assistere a queste proiezioni. Ma Sergio, adesso mi piacerebbe che tu potessi dare un contributo. Katiuska, mi hai ricordato? Sì, sì, sì. No, stavo dicendo che mi hai ricordato quel momento perché c'è Riccardo Garrone, il Pirofane. Riccardo, magari per i giovani, che non conosce, ha lavorato, ha fatto gli ultimi film con Totò, con Delia Scala, con Totò, ma io poter lavorare accanto a una persona che ha lavorato con Totò e stava lì, lo toccavo pure io, cose trasmissione, ho detto voglio cose, facevano le prove, occupavano la preparazione, quindi mi hai ricordato questo. Devo invece dire 23 maggio agosto, tu dici cos'è? 17 agosto è morto mio papà, morto per me un papà della giustizia, è Purtroppo abbiamo qualche problema tecnico con Sergio. Con Sergio e con Rosario, vediamo un attimino se riusciamo a ripristinare prima della chiusura. Io ritorno un attimino da Edoardo. Edoardo, senti, tu sei un giovane ragazzo e noi tra l'altro devo dirti, vedere giovani come te con la tua faccia, con la tua semplicità, ci piace sempre moltissimo. E mi piacerebbe che tu potessi dirci un po' quello che ti ha lasciato, anche la riflessione proprio durante le riprese del film, della pellicola La mafia uccide solo d'estate. Che messaggio ti ha lasciato? Allora, devo dire che all'inizio, nella prima serie, non sapevo quasi niente perché ero piccolo, avevo 10 anni, non avevo idea di che cosa andavo incontro, ma grazie ai miei genitori, al mio dialogue coach Daniele Pilli, anche al regista Luca Ribuoli, diciamo, ho avuto la possibilità di scoprire tutto questo mondo, che poi nella seconda serie, quando già ero più grande, ho cominciato a capire meglio di cosa stavamo parlando. Se devo dare un messaggio ai ragazzi come me che sono giovani e che devono, cioè voglio fargli capire che comunque è importante interessarsi a queste cose, perché è importante non dimenticare e andare sempre avanti e cercare in qualche modo di migliorare, diciamo, anche questo mondo che a quanto pare abbiamo visto che ci sono un po' di problemi e proprio noi giovani secondo me dobbiamo dare questa mano per andare avanti. Ma Edoardo,
Edoardo, voi in realtà siete coloro che costruiranno la nuova società e quindi il vostro contributo è necessario. Io vorrei leggere qualche messaggio che nel frattempo è arrivato. Allora, Francesco Teatranti, i bambini come i piccoli di Marian Salvi sono la ricchezza del nostro futuro, perché sia migliore, perché abbia coscienza, perché sia cultura, perché sia memoria. Questo viene detto proprio per i ragazzi del Festival Falcone Borsellino. Salvatore Consiglio, buongiorno a tutti. Oggi più che mai la Sicilia è capitale dell'eccellenza italiana. Noi non siamo inferiori a nessuno, come pensa qualche... Io compro siciliano per tutta la vita. Grazie Salvatore. Giuseppa Pellegrino, saluta, appunto, viva la sicilianità. Beh, anche da parte del gruppo di Io compro siciliano c'è grande accoglienza e grande abbraccio per tutti. Davide, mi sembra che forse non riusciamo a ripristinare. Sto provando, cioè vedo che non riusciamo a... Qua forse Sergio, siamo riusciti no, a... ci sono. Ah, ok. Mi sentite? Sì. Sì, ti sentiamo, Sentite? Sergio Vespertino, certo. Dicevo, ricorda questi momenti sono pezzi di cuore, quindi, come dire, il papà della legalità, il papà del senso buono, del cammino del nostro quotidiano, dell'educazione civica, del rispetto, diciamo, della giustizia. Per me è veramente importante. Poi ho qualcosa che sarei stato veramente ottimo all'idea diciamo, perché grazie anche a Edoardo che è lì e che lo saluto. Ciao. Il mio personaggio nella Mafia uccide solo d'estate, Tommaso Buscetta, ciao, è qualcosa che sarebbe nella terza serie, dove vecchie scene con chi aveva fatto Giovanni Falcone, quindi quello che sarebbe stato l'aggancio. Io avevo anche già preparato quelle che erano le mie ricerche, il mio studio su quest'uomo, cercare di un registro, una chiave di lettura però dall'altro lato anche frammentando questo personaggio. E avevo letto riguarda l'incontro che fecero con magari lei dopo questo intervento forse diverrà famoso, però ricordi che da questo momento in poi ci sia fisicamente che emozionalmente, e poi terrà un conto aperto con la mafia, e la mafia non chiude mai i conti. Pronto? La mafia non chiude mai i conti. Mi sentite? Sì. Sì, ti sentiamo. Mi sentite ma non mi vedete probabilmente. Però ti sentiamo, arriva la voce. Quindi... Sì. No, abbiamo perso Sergio. Abbiamo perso, nel frattempo vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Rosario Terranova. Rosario, ci senti adesso? Non benissimo, ma vi sento. Non benissimo. Rosario, noi stavamo adesso parlando con Sergio Vespertino, che ci stava appunto raccontando anche un po', facendo spunti di riflessione su quella che è poi stata la realizzazione di questo film, La mafia uccide solo d'estate. Tu poc'anzi ci stavi un po' spiegando un po' il tuo pensiero rispetto a questa data, rispetto a quello che per te rappresenta. Mi sarebbe piaciuto anche che tu potessi condividere un contributo artistico con il popolo di Io compro siciliano. Allora, non ho capito granché, non so se mi sentite. Noi ti sentiamo, mi piacerebbe che tu potessi regalarci
un momento artistico. Provo a recitarvi una poesia. Spero che vi arrivi. Non posso piangere sulla tua tomba. Non posso venire in chiesa a San Domenico, Giovanni. Con le mie braccia di pietra e di cemento, con i miei occhi di vetro, tu lo sai, non mi fanno entrare, Giovanni. Io, il grande palazzo con la giustizia scritta davanti, ero la tua casa. Se tu fossi rimasto qui, Giovanni, qui, con me, t'avrei tenuto stretto senza farti male, come solo un padre sa fare con i suoi figli. Dovevo immaginarlo, Giovanni, che lontano dal mio abbraccio ti avrebbe trovato la morte, con le sue grandi mani affamate, pronte a strappare tua moglie e te da questo mondo profanato. Tu sai che quando piove e le case indottono il tramonto, quando la piazza è vuota e la città vecchia s'addormenta, io ti penso e i miei occhi vedono l'oro dei limoni, il verde dei monti, l'azzurro del mare e sento il profumo della primavera e il palpito di una terra che ha ritrovato orgoglio e dignità. Ma di giorno io provo solo vergogna, perché i tuoi sogni sono diventati carta strappata da mani ingrate. Allora io mi domando, dov'è la tua voce, Giovanni? È andata perduta? No, non è andata perduta, perché io i tuoi pensieri li vedo nelle facce dei bimbi che grazie a te hanno imparato a non disprezzare la bellezza, a rispettare un fiore e domani, quando saranno grandi, la propria donna che gli avrà donato il corpo, la vita e l'amore. Spero che vi sia arrivata. Grazie. È arrivata magicamente non solo la parola, ma soprattutto di questo giorno siano la mancanza dei bambini. Complimenti. La mancanza dei bambini e delle scuole che ogni 23 maggio riempiono Palermo. E credo che noi dobbiamo lottare affinché nelle scuole, ancora prima di conoscere la storia, la geografia, qualunque altra materia, possano capire perché c'era un uomo che si chiamava Giovanni e perché con la sua donna di nome Francesca è dovuto entrare nella storia per questo triste epilogo. Anche perché credo che Giovanni non sia morto il 23 maggio. Giovanni Falcone è morto prima, è morto quando il Consiglio Superiore della Magistratura gli ha chiuso le porte, è morto quando è stato messo da parte, è morto quando è stato tradito da persone che si battevano il petto in chiesa, tradito da persone che lo portavano in spalla, chiuso in una bara di mono. Questo noi dovremmo riuscire a non fare accadere più. Soltanto questo. Rosario, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo artistico e umano. Noi forse riusciamo a salutare Sergio, non so se è riuscito a mettersi in contatto, se siamo riusciti a ripristinare, forse continua ad avere difficoltà. Noi a questo punto ringraziamo Sergio Vespettino. Ci dispiace perché non siamo riusciti a sentire mi sentite? Sì? Adesso ti sentiamo, Sergio, ti sentiamo. Mi sentite? Sì, noi ti sentiamo.
niente, Davide, a questo punto dobbiamo Purtroppo ringraziare problemi Sergio. Sergio, Mi senti? sì, Sergio, forse- Oh, che gioia! Sentite, allora, Walta Dia, mi no, senti? l'abbiamo perso. Mi senti? Sergio, sarai sotto qualche... No, che mi perdi? Non mi perdete. No, no, allora vai per prima che cade, allora, vai. Sono sotto un albero, che poi c'è il caldo, perché poi c'è... Mi senti? Sì, sì, Sergio, sì. purtroppo ti sentiamo male e quindi Una Togliere battuta. dall'albero. Sergio, una battuta Devo finale. attraversare la strada una battuta a e me ne chiusura, vado Sergio, sotto il perché sole. si sente molto male, si sente molto male. Ci so. Allora, sotto il sole. Katiuska. Io ti sento, Sergio. Aspetta, allora, Niente, proprio. ma guarda, battuta, io volevo solamente dire, chiunque dà un cercone, perché chiunque lo vede come una figura talmente grande, enorme. Io facendo il film con Rocco Chinnici, che poi nel team appunto Falcone, c'è la Borsellino, al Palazzo Giustizia, c'è il bar all'interno del Palazzo di Giustizia, dove stavano veramente a scherzare, quello è ziccuso, io no, che paghi mai. Pronto? Pronto? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Pronto? Ti sentiamo. Non vi vedo, ma mi sentite? Noi ti sentiamo. Bene. Spero che questi momenti possano di nuovo riaccadere, di ritrovarci. Dai, facciamo così. Facciamo perché non ce la faccio. Allora, ciao, vi abbraccio. Ciao Sergio, grazie. Grazie Sergio Vespertino, grazie al nostro meraviglioso Rosario Terranova, grazie al giovane Edoardo Buscetta e grazie al dottor Pezzino, grazie alla dottoressa Ansaldi, grazie all'Indarmetta. Davide, a questo punto ultima battuta per chiudere. Prima di lasciare i nostri ospiti e il popolo di Io Compro Siciliano. Ultima battuta, intanto ringrazio tutti. Io Compro Siciliano è anche arte, è anche solidarietà, è anche cultura, e come abbiamo detto all'inizio è stile di vita, e quindi non faremo altro che portare avanti il messaggio anche della legalità, anzi prima della legalità, perché prima viene la legalità e poi su quella possiamo costruire tutto. Quindi assolutamente abbiamo fatto una puntatona lunga con tutti i problemi tecnici, ma chiudo velocemente proprio prima che salta la linea anche la mia, come dire. Quindi grazie a tutti, a Katiuska e a tutti gli intervenuti, assolutamente. Grazie Davide. Io volevo ancora dare appuntamento. Adesso oggi è sabato, sapete, abbiamo il nostro ricco palinsesto, l'appuntamento con Alessia Smile and Food alle 14:30. Io Compro Siciliano Chef, seguite, grande puntata, grandi ospiti tra l'altro. Alle 18 puntuale come sempre aperitivo social con il mitico Francesco Caravello. Domani, per quello che mi riguarda, la rubrica Chiedimi pure sarà con Francesco e quindi con Ciccio. E sì, sorpresa, chissà domani dove vi porteremo. Noi volevamo ringraziare tutti, ringraziare questo giovane Edoardo Buscetta, ragazzo intelligente, ragazzo pieno di valori. Noi siamo felici di avere giovani come te che sono uomini seri del domani. Vorrei chiudere con una frase. Ancora grazie Davide Morici, Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello. Grazie a tutti, e dico tutti, i componenti del gruppo Io Compro Siciliano. Il vigliacco muore più volte al giorno. Il coraggioso una sola volta. 23 maggio. Grazie per essere stati con noi. Viva la Sicilia. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao.